Con oggi si apre uno spazio DEM, inteso come democratico, voluto dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico al fine di far conoscere e far sapere le cose fatte e che ad oggi si stanno facendo. Abbiamo scelto questo luogo, questa piazza, Piazza Unità d'Italia, perché l'argomento che andiamo a trattare oggi è quello del lavoro. Questa piazza perché? Alcuni di noi si ricorderanno, l'11 aprile 2013 fu occupata da 12.000 caschetti gialli. Fu un segno di protesta, un malcontento, in realtà nazionale, partito a Milano a Piazza Affari con la giornata della collera e giunto poi anche a Trieste. Argomento di oggi, dicevamo, è quello del lavoro, per questo sono in compagnia del capogruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale, il consigliere Moretti. Eccoci, accennavo 11 aprile 2013, sono passati quasi 4 anni, parliamo di lavoro. Che cosa è successo in questi quasi 4 anni? Beh, certamente il 2013 è stato l'apice della crisi e non a caso l'episodio che lei ha citato ha rappresentato una protesta clamorosa. Credo che in questi anni, pur nelle difficoltà generali, perché facciamo parte dello Stato italiano che ha le sue difficoltà, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha cercato e ha messo in campo delle azioni di sviluppo, di possibile ripresa economica che, a vedere i dati macroeconomici degli ultimi tempi, stanno dando i suoi frutti. Certamente la ripresa la vorremmo più forte, più solida, però alcuni dati di ripresa sono ormai consolidati e ci fanno ben sperare per il futuro. Churchill diceva che l'impresa è un robusto cavallo che traina un carro molto pesante. Ecco, vale sempre questa affermazione. Che cosa ha fatto la Regione per irrobustire il cavallo trainante? Assolutamente, con la legge 3 del 2015 la Regione ha inteso promuovere interventi a favore delle imprese. Su 3 versanti: il primo, quello di sviluppare le reti di impresa, e qua prevedendo nella legge di stabilità 2017 2,5 milioni in 3 anni. La seconda, agendo sulla governance dei consorzi industriali, quindi delle aree industriali, anche qua prevedendo degli interventi a favore delle fusioni dei consorzi industriali. La terza, prevedendo la creazione di una nuova agenzia regionale per gli investimenti che appunto sarà lo sportello, ed è già operativa, è lo sportello per chi vuole investire in Friuli-Venezia Giulia, avendo di fronte una regia di carattere regionale proprio a supporto delle imprese. Ecco, rispetto al periodo storico citato, diciamo di quello di Churchill, l'impresa non è più solo l'industria, l'impresa fa rete, l'impresa può essere piccola, media, ma anche una microimpresa, attraversa diverse fasi della sua vita, ciascuna di queste ha bisogno di un supporto. Ecco, favorire il lavoro vuol dire diciamo, legiferare su tutte le situazioni possibili che si possono venire a creare. Assolutamente, i settori dell'economia, quindi l'agricoltura, l'artigianato, l'industria, sono stati particolarmente attenzionati in questi anni dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare rifinanziando tutti gli strumenti dei fondi di rotazione che sono stati molto utilizzati dalle imprese, finanziando sia le leggi sull'imprenditoria giovanile che le leggi sull'imprenditoria femminile, anche qua le graduatorie sono andate tutte esaurite, e attraverso sia l'utilizzo appunto del lavoro delle Camere di Commercio, che sono il front office regionale sui territori, e anche e soprattutto incentivando quelle che sono appunto, come dicevo prima, e le reti di impresa e quelli che oggi chiamiamo cluster, che sono i distretti del settore, i distretti industriali del settore, quali quello del caffè, del mobile e del coltello a Magnago. In principio lei accennava ai lavori socialmente utili. Ecco, può farmi qualche esempio? Qual è un lavoro socialmente utile? Ma i lavori socialmente utili sono quei lavori che vengono assegnati attraverso finanziamenti specifici dalla Regione ai comuni per manutenzione del verde, sfalcio dell'erba, custodia
delle attività culturali, quindi musei, biblioteche, e sono rivolti a quei cittadini che sono in difficoltà, quindi sono in cassa integrazione o sono negli elenchi di mobilità, e quindi aiutano per un tempo determinato queste persone ad avere un lavoro, quindi un'integrazione parziale al reddito, e quindi possono permettere di superare momenti di difficoltà che possono avere appunto coloro che sono stati licenziati, piuttosto coloro che sono in cassa integrazione della propria azienda. Quindi la Regione sostiene i lavori socialmente utili in che modo? Quest'anno tra lavori socialmente utili, cantieri di lavoro, lavori di pubblica utilità, politiche attive del lavoro, finanziamo con più di 14 milioni questi settori proprio a favore e dei comuni e per attività dirette della Regione. Siamo partiti citando una situazione che aveva a che vedere con l'edilizia nel 2013 e ad oggi ancora emerge una sofferenza nel settore. La Regione che cosa fa? La Regione ha fatto attraverso 4 interventi distribuiti su 2 anni, 4 interventi legislativi, di finanziare sia dal lato delle opere pubbliche e l'edilizia scolastica, 100 milioni tra fondi regionali e fondi nazionali, e poi ha finanziato con 56 milioni il riuso, una graduatoria di immobili da riutilizzare, quindi interventi straordinari sugli immobili per più di 500 interventi, 564 per l'esattezza, cercando di dare sviluppo a un settore. Inoltre, con i nuovi interventi previsti dalla legge di stabilità 2017, 40 milioni sui contributi prima casa, che in qualche maniera vengono riattivati attraverso anche le nuove disposizioni di bilancio, quindi anche qua nuovi interventi a favore dell'edilizia, in qualche caso minima, in qualche caso più grossi, e poi il 100 milioni attraverso il fondo Volano, che è un fondo a disposizione dei comuni con la quale si possono riutilizzare fondi fermi a causa del patto di stabilità per opere pubbliche richieste dai comuni, e in questo caso anche qua sono stati tutti finanziati, perché sia il fondo Volano che il fondo conversione opere sono stati tutti finanziati a seconda delle richieste dei comuni, quindi interventi mirati, puntuali, che cercano di dare sviluppo e fiato a un settore che da diversi anni soffre una crisi importante. Io ringrazio il capogruppo del Partito Democratico, il consigliere Moretti, ringrazio voi per l'ascolto, dandovi appuntamento tra 2 settimane, stesso giorno, stessa ora.